il giorno del dolore ma anche della rabbia. In via Botteniga, un via vai silenzioso di familiari e amici, ma anche semplici cittadini che hanno voluto portare un mazzo di fiori. Non è giusto venire a pesca e morire sotto un albero, cioè è agghiacciante, è terrificante. Il pioppo spezzato è lì a testimoniare una tragedia difficile da accettare. Pietro Monici, 38 anni, originario di Milano ma residente a Treviso, abitava con la nonna nel cuore della città. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Sul corpo della vittima è stato disposto l'esame autoptico che dovrà chiarire le cause esatte del decesso. Saranno disposte verifiche documentali e testimoniali per accertare eventuali responsabilità in merito alla manutenzione della pianta. L'albero che ha travolto la vittima e che si trova in un'area di pertinenza del Genio civile era marcio, ma soprattutto era stato segnalato più volte dai cittadini. Era già stato segnalato da tempo l'albero, perché appunto non sicuro, ma da anni è stato segnalato quest'albero qui. Bisognava aspettare il morto per intervenire e fare qualcosa? È un albero attenzionato, segnalato più volte e nessuno ha fatto nulla. Segnalato più e più volte direttamente al sindaco, direttamente ai responsabili del verde pubblico, a Contarina, Verde Contarina, di averlo fatto in tutti i modi possibili, corredando le segnalazioni con immagini. Il comune, a cui erano arrivate le segnalazioni dei residenti, le aveva a sua volta inoltrate al Genio civile. Abbiamo trovato la mail in entrata, stiamo cercando la mail in uscita perché ha cambiato il sistema informatico e quindi ci vuole un po' di più tempo, però insomma è stato fatto. Siamo a disposizione della procura, dice il sindaco. Tutto ciò che ci verrà chiesto siamo a disposizione per fornirlo, con la consapevolezza che noi cerchiamo sempre di fare il massimo da un punto di vista della manutenzione e della messa in sicurezza del territorio. Il caso di ieri è davvero particolare perché è una posizione particolare, un punto molto stretto su un luogo nemmeno tanto frequentato. Verrà ascoltato anche l'amico della vittima che stava pescando con lui e che ha assistito al crollo della pianta chiamando disperatamente i soccorsi. Pietro è stato travolto dall'albero che non gli ha lasciato scampo. Sì, abbiamo sentito un botto tremendo, ballava il pavimento, cioè ha proprio fatto la scossa e l'albero insomma è stato sfortunato, povero ragazzo. Anna abbassa lo sguardo, negli occhi ancora le immagini terribili di una tragedia che forse poteva essere evitata.